Abbiamo i costi standard. Vi ridò la parola. Ci sono. Prima della Margherita Busetti devo dire qualcosa a Tomasi. No, devo dire che l'approccio che stiamo dando, o meglio la discussione che si è aperta, no? Soprattutto come elemento così conoscitivo e anche degli argomenti che Sì. saranno oggetto di lavoro, insomma, da parte di noi amministratori, io credo, prima di tutto non dobbiamo dare una sensazione che sia tutto negativo. No, ma infatti E credo io sto cercando di capire che la equilibrio bellezza per chi intraprende il ruolo di amministratore e di sindaco in particolare sarà quella di lavorare per il proprio territorio, che sicuramente ameranno tutti, e per la propria gente. Quindi i problemi ci sono sempre stati, oggi ce ne sono di nuovi, di diversi, probabilmente anche di complicati e difficili rispetto al passato, però insomma c'è in sé come si può dire, un approccio che loro devono prendere come un servizio, certamente, perché di questo si tratta. No, responsabilità. E chi lo prenderà come un mestiere ne si rivedrà subito, perché certamente è un mestiere che come mestiere ti dà molto poco, però se uno lo prende come servizio è una cosa straordinaria. Io credo che mettersi a disposizione degli altri, ascoltare tante storie che dovrai tenerti per te e via dicendo sia una delle chiavi anche che ti fanno ogni giorno ripartire con ulteriore, diciamo, motivazione. È evidente che oggi viviamo, e l'ANCI esiste anche per questo, viviamo un passaggio dal punto di vista del rapporto istituzionale tra livelli, Stato, in particolare regioni e comuni. Ricordiamoci che stiamo parlando di un'epoca dove le province sono non eliminate ma riviste totalmente nel loro ruolo, saranno enti di area vasta, non avranno più l'elezione diretta, quindi c'è un livello che sarà caricato ulteriormente di compiti, di funzioni, che è il comune. E quindi da questo punto di vista, ritorno su un tema che abbiamo trattato prima, la questione della formazione è fondamentale ed è per questo che noi come ANCI stiamo per improntare programmi e facendo una formazione molto puntuale, perché è necessario essere preparati per affrontare le questioni che saranno poste all'attenzione dei sindaci. Quella della finanza locale è uno dei temi, ma una delle altre cose su cui si sta lavorando è quella di cercare di mettere insieme, attraverso l'associazionismo in particolare, via dicendo, gli enti, non tanto perché siamo fissati con un ragionamento di razionalizzare la spesa, spendere di meno, ma perché effettivamente si dà maggiori possibilità di miglioramento dei servizi, oltre che spendere un po' di meno. E l'area vasta ti dà queste opportunità. Qui c'è un sindaco che sta facendo questa esperienza, il sindaco Martellato di Fiesso, e stanno andando verso come si può dire, un allargamento dell'unione dei comuni della Riviera del Brenta, perché gli amministratori stanno capendo che questo è uno degli strumenti da utilizzare. Allora è un'epoca diversa, perché il rapporto che avremo nei confronti delle regioni, per esempio, dovrà cambiare. Noi stiamo attendendo da 5 anni la costituzione del Consiglio delle Autonomie. Sta terminando la legislatura, quello è uno strumento, perché non lo pensiamo come un altro luogo dove si creano posti e via dicendo, non è così che deve essere vissuto, quello è uno strumento che deve migliorare la politica, il rapporto tra regione e il problema che poneva prima il sindaco di Curtarolo è questo: nel momento in cui io decido una legge regione, se prima ti ho sentito e vediamo insieme quelle che sono le cose che non funzionano, le sistemiamo, non ci sono tutti quei problemi, saranno tutti soddisfatti poi, anche se il meccanismo che abbiamo studiato creerà ovviamente che arriverà prima un comune e dopo un altro, però almeno siamo dentro a un meccanismo di condivisione di scelte. Assolutamente. Volevo sentire Martellato, grazie Nicola, la presa in causa come sindaco di area vasta. Sì. Come la vivete questa situazione? Poi voglio sentire invece chi sta progettando, sta facendo della progettualità e comunque lavorando in questo senso, che è Elisa Venturini, se non erro, no? Che non voglio che... Sì, mi sembra di sì. Beh, come comune sono già 13 anni che facciamo parte dell'Unione dei Comuni e negli ultimi 2 anni qua l'abbiamo allargata a funzioni e anche ad altri comuni. Stiamo parlando Ma appunto concretamente cosa vuoi dire? Spieghi ai cittadini che magari non fanno parte del territorio, che si sentono continuamente parlare di questa esperienza, alcuni non riescono a percepirla bene. La vivono più male che bene alcuni. Praticamente l'Unione dei Comuni è il mettere assieme dei servizi
che vengono gestiti direttamente dall'Unione dei Comuni stessa. Non è una convenzione, non è un'associazione diretta sul servizio, ma è diciamo, un ente che per conto dei comuni gestisce il servizio, per esempio, della Polizia Municipale. Con risparmio di risorse, quindi. Allora, per essere sinceri, non c'è un grossissimo risparmio di risorse, c'è una professionalità sicuramente più alta, c'è un servizio sicuramente più puntuale, più corretto, più specializzato per il cittadino, che ecco arriva quindi l'economia. Nel senso che io quando do Maggiore un efficienza, servizio insomma. diretto e più efficiente, il cittadino stesso non ne risente più di molto quando ha la risposta diretta e il servizio puntuale. Che progettualità state avviando come ANCI? Allora, dell'ANCI? in realtà c'è un obbligo di legge per i comuni con meno di 5.000 abitanti di addivenire ad una gestione associata delle funzioni. All'inizio si pensava che ci fosse una condivisione totale entro quest'anno. All'inizio si parlava di una appunto condivisione totale di tutte le funzioni dei comuni, dopo al di sotto i 5.000 abitanti. Dopo si è visto che in realtà era molto difficile riuscire a organizzare e assicurare una gestione efficiente dei servizi, di conseguenza prima si è proceduto a imporre 3 funzioni, adesso si arriverà comunque alle 6 funzioni fondamentali. Al di là di questo ci sono già delle unioni funzionanti nel Veneto, in particolare mi viene in mente quella del Campo San Pierese che coinvolge 110.000 abitanti, quindi è una realtà consolidata nel tempo che prevede la condivisione di una serie di funzioni, tra cui in primis la polizia locale, ma poi hanno anche la gestione del personale, quindi col tempo hanno condiviso una serie di funzioni che poi hanno dato anche dei risultati che si sono visti sul territorio. Per la mia esperienza personale, noi a Casalserugo abbiamo un'unione con il comune di Albignasego che ha visto all'inizio una serie di funzioni che adesso in prospettiva stiamo anche vedendo di ampliare. Cosa permette un'unione dei comuni, che è un vero e proprio ente, che viene riconosciuto anche a livello normativo, di poter dare sicuramente dei servizi più specializzati, più efficienti e si spera anche delle economie di scala che si vedono naturalmente nel tempo. Cosa diventa difficile? Quello di arrivare alle fusioni. In realtà l'obiettivo che si pone che si propone a livello statale non è solo quella dell'unione dei comuni proprio per favorire dei servizi più efficienti e delle economie di scala, ma anche quella di procedere con delle fusioni, quindi pensare alla formazione di un unico ente che è rappresentato quindi da un nuovo comune. Noi abbiamo visto anche di recente nei vari referendum che hanno visto il coinvolgimento dei cittadini, a parte il caso di Quero e Vas, quindi in località e Longarone in località montana, dove da anni comunque c'è un percorso che stanno portando avanti e che ha permesso di arrivare alla fusione. Nelle altre realtà dove si è proposto ai cittadini da parte degli amministratori locali di arrivare ad una fusione c'è stata una bocciatura. Un caso su tutti è quello stato di Civitanova Polesine, dove non sono stati appunto in grado di raggiungere la fusione proprio perché c'è stata un'avversione da parte dei cittadini. Molto probabilmente per arrivare alle fusioni bisogna essere preparati anche da un punto di vista culturale e mentale, nel senso di ritenere la fusione come una forma di risparmio che viene garantita per la comunità. Invece viene vissuta dai cittadini come Noi abbiamo alle spalle una cultura millenaria comunale. Di identità. Quindi pensare di rinunciare al proprio comune, anche solo al nome del proprio comune, diventa per noi tutti, perché anche noi siamo dei cittadini, un chiaro motivo di difficoltà. A questo si collega il fatto che ogni comune nel corso degli anni ha avuto una sua storia in termini di gestione del territorio, di amministrazione finanziaria, per cui in alcuni comuni abbiamo un certo tipo di tassazione, in altri comuni un'altra, e c'è la paura che nella formazione di un unico comune nuovo ci sia magari il comune che ha la tassazione più bassa e che quindi avrà la tassazione più alta del comune vicino con il quale si vuole fare la fusione. Quindi ci sono una serie di elementi che certo non depongono a favore delle fusioni, ma poi se noi andiamo a vedere in termini di risultati pratici ci sono delle economie. Allora noi dobbiamo capire esattamente che cosa vogliamo fare, cioè se ci crediamo nelle fusioni, se le vogliamo portare avanti, se lo Stato in questo supporta nel fare il percorso
se ci sono effettivamente delle economie, perché poi è quello che deve essere verificato, e soprattutto che i territori non debbano essere depauperati, perché se fusione significa che poi un territorio perde completamente il contatto con i servizi comunali, è chiaro che il cittadino non sarà mai favorevole. Assolutamente. Quindi secondo me quello della fusione è un percorso che deve essere portato avanti, prima di tutto a livello proprio di mentalità da parte di tutti, dagli amministratori ai cittadini. Volevo chiedere a Menara, direttore, questo percorso che state studiando, state avviando, eccetera, lei tecnicamente, guardando un po' dal di fuori, lo vede fattibile nella nostra realtà? Beh, nel Veneto non fare, dobbiamo dimenticare che nel Veneto è nata la prima unione, dopo la legge, le unioni sono state previste dalla legge che citavo prima del 1990. Nel Veneto nasce sia la prima unione fra comuni che era mia, e sia, no, è stata l'unione di Carrara San Giorgio e Carrara San Stefano. Fusione. No, prima hanno fatto l'unione sì, e poi la fusione. Quindi il Veneto è stata una terra molto fertile sul campo delle unioni. Siamo arrivati ad averne 31 e oggi i comuni sono più di 100 quelli che lavorano. È una strada questa da cui non si può più tornare indietro, sia per le possibilità di avere risparmi, ma anche per un modo nuovo di amministrare che deve essere quello di cercare il servizio migliore per più cittadini. Gli studi che abbiamo fatto hanno dimostrato che se nei primi 2 o 3 anni vi è un lieve incremento della spesa, negli anni successivi la spesa diminuisce e di molto. Abbiamo visto che anche le parrocchie oggi non sono più gestite per campanile, ma sono gestite a livello di più parrocchie, quindi non capisco perché i comuni non debbano andare anche loro in questa direzione. Bellissimo, è veramente bello, è vero. C'è un giro di sacerdoti che non c'è più il parroco. Certo. Sì, Unità pastorale si chiama. Ecco. Devo dire di qualcosa. Un po' diverso. No, cos'è? No, se posso dire una cosa su questa... Noi siamo stati con Curtarolo e Piazzola la prima unione del Veneto. Eccetto quel caso di la prima unione del Veneto, siamo adesso la seconda come dimensioni dopo il campo San Pierese. Però ha mantenuto l'identità Curtarolo, il suo sindaco? No, siamo nati come Curtarolo e Piazzola, siamo con una unione di 5 comuni, con Villafranca, Campodoro e Campo San Martino, con circa, mi pare, 42, adesso non ricordo, 43.000 abitanti complessivi. Io credo che l'unione sia intanto una questione innanzitutto culturale, cioè come dire, se non si parte da questa, perché non credo che le unioni in sé costino di meno, cioè non è questo il principio, io non credo che sia, cioè, all'inizio tutto sembrava facile perché c'erano contributi regionali e quindi si nasceva così, adesso invece questi sono venuti meno, quindi devi comunque fare i conti con l'oste. Io credo che le unioni siano in qualche modo una necessità, ma perché? Perché danno un insieme di servizi, non solo quelli come dire scontati, ma anche altri che ne possono dare, e li razionalizzano e li rendono in qualche modo anche molto più efficienti e più efficaci, su questo non ho alcun dubbio, ma direi al di là del costo. Non sono così una pasta rampa per quanto riguarda invece le fusioni. Cioè mi convincono fino a un certo punto, perché poi mi domando, ma qual è il limite minimo e il limite massimo? C'è uno studio fatto da una università tedesca molto importante che dice, secondo in Europa, a livello europeo, che la media ottimale di dimensione di un comune è 25.000 abitanti. Sopra i 25.000 comincia ad avere problemi, al di sotto come dire, ha dei costi che non giustificano i servizi. Io mi domando, una fusione cosa vuol dire? 2 comuni, 3 comuni, 5 comuni, 50 comuni? Cioè, dov'è che si ferma? Cioè, il primo. Secondo, deve avere anche una sua condivisione di ordine storico, culturale. Noi siamo il paese dei comuni, e sono nati in Italia i comuni. Vedo a livello prima di Napoleone, voglio dire. No? Sì, quindi, si dovevano unire i comuni di Abano e Montegrotto delle Terme, che adesso che avevano avuto il sindaco che era praticamente un clone. Poi ha un senso anche socio-economico. Certo, ma devono avere un senso, ci deve essere una logica che sta sotto, ma la fusione per la fusione, cioè intesa come, noi quelliamo lì, di portare tutto a livello sempre solamente economico. E invece questo, il livello
sempre solamente economico ti fa perdere in qualche modo il controllo, ti fa perdere il focus su quello che invece è un aspetto molto più importante, perché la politica non significa semplicemente spendere di meno, perché se no mettiamo un bel direttore generale, un tagliateste e quant'altro, probabilmente spenderemo di meno. Io penso che la politica è un'altra cosa, molto più complicata e molto più complessa. Io credo che sia entusiasmante fare il sindaco, però deve avere il sindaco anche questa percezione in testa, cioè che, come dire, quello che fa lo fa attraverso un insieme di scelte, ma che devono alla fine essere anche in qualche modo sagge, condivise. Ma questo assolutamente. Ma cosa vuol dire, finisco subito, cosa vuol dire per esempio, ecco, risparmio del costo, fondiamo 2 comuni, risparmiamo, io dico su cosa? Su cosa? Perché abbiamo un sindaco anziché 2? Ma faccio un esempio e chiudo. A Curtarolo siamo passati da 16 consiglieri a 12 comunali, no, con l'ultima legge, risparmiamo in un anno, vorrei che fosse chiaro ai telespettatori, 150 euro in un anno di risparmio, 150 euro, fa ridere. Bene, io mi domando, ma era meglio avere un comune con 16 consiglieri oppure è meglio averne uno con 12, visto che si risparmiano 150 euro? Dobbiamo stare molto attenti in questa vicenda, no? Perché se noi continuiamo a ragionare su concetti che vanno di moda, molto giornalistici, poco pratici e assolutamente, secondo me, non ci si concentra sull'aspetto, come dire, ci sono 2 novità in queste elezioni. Diciamo, le possiamo dire dopo la pubblicità, che ecco, le voglio anticipare. 2 novità dopo queste elezioni, vogliamo vedere quali sono, andiamo in pubblicità così ci togliamo questo incubo. Andiamo.